Alex Barattin, delegato provinciale del Soccorso Alpino. Oggi si festeggiano i 70 anni. Che emozioni hai provato? È una grande emozione, è un momento particolare, poi unito anche all'inaugurazione della nuova sede che è stato frutto di un impegno altrettanto importante nell'ultimo anno, soprattutto per trovare le risorse che la Regione in modo deciso è riuscita a darci una mano, e quindi è riuscire a fare una mossa commerciale che non è nel nostro target, però siamo riusciti a raggiungere questo obiettivo importantissimo che ci dà la stabilità per fare le attività anche indoor, che sono importantissime per limitare l'esposizione al rischio. Il valore dei vostri volontari e quanto è difficile oggi reperirli? Il valore è un valore che non ha prezzo, di loro e di tutte le famiglie che stanno dietro di noi, perché non potremmo farlo se le nostre famiglie non ci lasciano uscire di casa di giorno e di notte senza sapere poi alla fine cosa andiamo a fare, e purtroppo alle volte non siamo neanche ritornati, e quindi qua un abbraccio va a tutte le famiglie dei nostri che sono andati avanti. È difficile ogni tanto reperire nella parte alta della provincia, quelle un po' più chiuse, un po' più impervie, perché la popolazione sta calando e di fatto calano anche i giovani, e naturalmente i giovani un po' vengono col Soccorso Alpino, un po' con le croci, un po' con altre attività, vigili del fuoco, volontari e quant'altro, e quindi purtroppo la materia prima viene a mancare, quindi chiediamo a tutti di fare figli, che è la cosa più importante per ripopolare il nostro bellissimo territorio. L'ultima estate ha visto tantissimi interventi a parte vostra. Qual è anche il consiglio ai turisti che a volte sono impreparati nell'affrontare la montagna? Diciamo che sono impreparati, ma nessuno parte da casa per essere recuperato né dal Soccorso Alpino né da altri enti. Quindi chiediamo di avere un'attenzione particolare nella programmazione della gita, valutate il percorso secondo le vostre possibilità, però leggete, informatevi sui siti istituzionali, e laddove non sia sufficiente l'informazione che trovate sui siti, chiamate i valligiani o i rifugisti che vi possono dare quelle informazioni in più per le vostre escursioni.